caccia in deroga, cosa dire? È stata una bella esperienza. È stata una bella esperienza perché abbiamo visto che noi siamo rispettosi delle regole, vediamo che gli altri sono molto infastiditi dal rispetto delle regole. Questi sono i leghisti in primis e quelli del PDL che vanno a ruota. Sulla caccia in deroga per noi hanno sbagliato completamente indirizzo. Perché? Perché loro hanno puntato a fare una legge regionale di consiglio che non nasceva già illegittima, era partorita già illegittima, con una sentenza, con in capo una sentenza della Corte Costituzionale rispetto a una legge fatta dalla Lombardia, sempre sulla caccia in deroga. Quindi c'era già un giudizio di incostituzionalità da parte della Corte Costituzionale su una legge della Lombardia. E noi non abbiamo fatto altro che continuare a dire questo per le, quante giornate? 6 giornate che abbiamo fatto. Abbiamo presentato 1600 emendamenti con l'aiuto, grazie anche a Andrea Zanoni che ci ha dato una mano, perché è una persona competente. Noi ci abbiamo messo del nostro, siamo riusciti a compattare anche il gruppo perché sapete che avevamo uno dei 3 che non era molto d'accordo, perché in Italia dei Valori possiamo anche avere idee diverse, però la linea poi la fa il gruppo se non c'è una linea di partito. Siccome su questo dovremmo arrivare a una linea di partito, Andrea, vero? Già oggi Di Pietro se l'è preso in disparte perché bisognerà parlare anche di una linea di partito in tema, ma comunque visto che non c'è una linea di partito ne abbiamo parlato e abbiamo assolutamente deciso che saremmo andati fino in fondo e questo ha spiazzato tutto il Consiglio Veneto, compresi quelli del PD, perché quelli del Partito Democratico, a me spiace dirlo perché sono nostri alleati, dovrebbero essere nostri alleati dappertutto, ma si comportano male, questo ce lo dobbiamo dire, purtroppo si comportano male perché ci trattano sempre da pezzi da piedi, fatto salvo che si stanno accorgendo che noi non gli lasciamo strada e su argomenti importanti come questo noi non abbiamo fatto sconti a nessuno, neanche al Partito Democratico, che comunque sia era arrivato a un punto di accettare un accordo con la maggioranza purché si chiudesse l'argomento, perché comunque sia loro hanno degli interessi legati a associazioni comunque di cacciatori che premevano, così come premevano quelle che fanno capo al centrodestra. Noi abbiamo detto no, ci siamo seduti al tavolo, abbiamo ascoltato, ci siamo resi conto che questi, pur di ricevere anche la minima parte di quello che loro chiedevano, si sarebbero calati le braghe. Noi non siamo soliti come Italia dei Valori accettare questo modo di trovare condivisione su una materia, quindi gli abbiamo detto noi rimaniamo dei pasdaran, considerateci come volete. Infatti hanno cercato anche di offenderci, perché poi c'è anche l'offesa in diretta, tipo siete manovrati da Zanoni, e noi avevamo dire sì, è vero. Abbiamo detto è vero, è competente in materia, siamo contenti di essere manovrati da Zanoni. Il problema che abbiamo fatto, che abbiamo fatto presente a questi signori è che noi in Consiglio siamo stati granitici, comunque sia hanno cercato di infiltrare, fare insinuare una differenza tra noi, ad esempio io e il collega Pipitone e l'amico Franchetto, che poi invece non c'era, perché alla fine Franchetto lo abbiamo anche abbracciato quando ha fatto l'ultima dichiarazione, che era una dichiarazione di fuoco contro il capo occulto della caccia in Veneto, che è il signor Berlato, europarlamentare, che l'amico Rinaldi si trova ogni giorno a Bruxelles. Ecco, è stata una bella lotta, perché noi nel momento in cui la Lega in particolare, perché il PDL voleva la stessa cosa nostra, solo che non poteva dirglielo agli alleati e veniva a chiedere a noi nei corridoi di tenere duro. Noi non abbiamo fatto approvare la legge, cioè noi abbiamo avuto una voglia di farla approvare per fare scoppiare i conflitti interni tra PDL e Lega, però sinceramente sarebbe stato anche un brutto vedere nei vostri confronti, nei confronti intanto degli animali, ma nei confronti delle persone che hanno creduto in noi e comunque sia per la linea che avevamo adottato. Quindi abbiamo continuato la battaglia, loro hanno presentato un maxi emendamento per eliminare i nostri 1500 emendamenti che ancora dovevano essere discussi, perché ne eravamo riusciti a discutere quanti? 100? 200 forse? Sì, centinaio.
noi non abbiamo fatto altro che correre su e giù da Andrea in gruppo consigliare, nel quarto d'ora 20 minuti di tempo abbiamo preparato 200 emendamenti, subemendamenti, al terzo pacco di subemendamenti il gruppo della Lega Nord e quello del PDL ha detto ci arrendiamo, questi non mollano quindi ci arrendiamo, per dire che sono anche sfilacciati, cioè questi non hanno le idee chiare, questi cercano solamente di dare qualche risposta a qualche interesse di parte, perché quello è il vero problema, il problema sono i cacciatori vicentini, da quello che abbiamo capito il problema vero era lo spartirsi tra il centrodestra dei 5.000 cacciatori di Vicenza, perché in altri posti ce ne sono 19.000. 19.000 cacciatori. Mi sono sbagliato, allora vedi, mi sono sbagliato, c'era una cifra un po' più grossa, perché la Lega vuole adesso prendersi una fetta di questi cacciatori, perché se la legge fosse passata in Consiglio loro avrebbero potuto dire, vedi, questa volta, la prima volta che noi abbiamo l'assessore alla caccia, passa la legge in Consiglio, invece hanno fatto, credo, la figura più barbina, perché questo vuol dire che l'anno prossimo non credo che torneranno mai più in Consiglio, continueranno, credo, a fare provvedimenti. Questo per dire che da parte nostra l'attenzione c'è, sulla materia c'è assolutamente, con l'amico Andrea Zanoni abbiamo intenzione anche di presentare una proposta di legge quando avremo il tempo sugli animali, sulla tutela degli animali d'affezione. Esatto, sulla tutela degli animali, lui è preciso, poi se io dico cavolate è meglio che dica lui, sulla tutela degli animali d'affezione, che oltretutto andrebbe in contrasto con la proposta di legge che ha fatto già un leghista, che è il signor Cenci Vittorino, e che sembra abbia delle cose che già qualcuno di voi, che magari non è presente, ma ci ha mandato delle osservazioni e ha detto che è una cavolata, e quindi noi, è presente, perfetto, e quindi la ringrazio comunque. E noi terremo conto di questo e faremo una proposta di legge, proveremo a proporre anche noi una legge in tema, perché è giusto avere attenzione per gli animali. Sulla caccia noi saremo sempre contro, cioè questo purtroppo hanno detto ma siete dalla parte degli animalisti, non pensate all'altra categoria. Ma Di Pietro è un cacciatore, ma gliel'ho detto anche stasera io a Di Pietro, perché Di Pietro mi fa ma tu lo sai che io caccio? Certo, te lo dico apposta, perché non è una questione solo di caccia, è una questione di legalità, e quindi tu sei d'accordo con me. Questi volevano portare ad approvare una legge, perché? Perché lo sapete bene, se approvavano un provvedimento amministrativo le conseguenze le pagherebbero gli assessori, perché comunque si andrebbe al TAR, le sospensive e quant'altro, e gli eventuali danni li pagherebbero gli assessori della giunta che governa. Se passasse in Consiglio regionale il danno non sarebbe per i consiglieri, perché neanche i consiglieri vengono toccati, ma passerebbe alla comunità italiana, perché come si dice, la procedura di infrazione della comunità europea è allo Stato italiano e le sanzioni eventuali verrebbero divise tra tutti noi. È come se io e lui io parcheggiassi una macchina in divieto di sosta, mi prendo la multa e dopo chiedo a lui di pagarmene metà perché mi è simpatico. Non credo che sia giusto, questo non è giusto, perché questo è un federalismo al contrario, visto che i leghisti sono tanto legati a questo tema del federalismo. Quando tra parentesi verranno fuori, questo sì lo dobbiamo fare, con l'amico Rinaldi che ce lo dirà ancora, tu sei esperto, lui è lì, quindi ce lo dirà, quando ci saranno le sanzioni, noi di Italia dei Valori faremo i cartelloni a ricordare ai nostri cittadini e a Zaia che stiamo pagando delle sanzioni per il passato, perché la Regione Veneto ha una procedura di infrazione in solitaria, mentre le altre regioni hanno avuto una procedura di infrazione collettiva. Il Veneto ne ha combinate talmente tante che abbiamo una procedura di infrazione in solitaria, e per questo pagheremo delle multe. È giusto che i cittadini sappiano, quindi noi ci prendiamo l'impegno di fare questo, perché è giusto che la gente sappia che in questa regione, con la nostra presenza, poi degli altri sinceramente non rispondo, ma con la nostra presenza noi saremo sempre sul pezzo e non permetteremo, se non gridando e urlando e mettendoci di traverso, di far passare cose che non sono nella legittimità. Grazie.